Tutti i telefoni cellulari sul territorio veneto suoneranno all'unisono alle 12 di giovedì, ma non ci sarà nulla di cui preoccuparsi. Entra nella fase sperimentale IT Alert, il servizio di protezione civile nazionale che servirà a notificare alla cittadinanza l'incombere di calamità o situazioni emergenziali in senso lato che mettano a rischio la sicurezza delle persone. In questa occasione si tratterà di un test per verificare l'efficacia del funzionamento del servizio che si basa sulla connessione alle celle telefoniche territoriali. Una notifica con un suono diverso a quello a cui siamo abituati ci avviserà della segnalazione attraverso un messaggio testuale. L'importanza secondo me è che raggiunge tutti e quindi è un in più che noi dobbiamo sicuramente utilizzare nel caso di calamità. Una volta che sarà operativo, IT Alert si attiverà al verificarsi di eventi calamitosi quali dissesti idrogeologici, precipitazioni intense, maremoti, incidenti nucleari e chimici e attività vulcaniche. Non è necessario scaricare app o registrarsi a nessun sito, il servizio è totalmente automatico e gratuito. Anche sul fronte della tutela della privacy si può stare tranquilli, il sistema non colleziona dati di ritorno dagli utenti, garantendo l'assoluto anonimato e la sicurezza di qualsivoglia dato sensibile. L'invito diramato oggi da Palazzo Rosso è quello a non allarmarsi e anzi di partecipare al questionario che sarà accessibile tramite link contenuto nel messaggio, contribuendo al miglioramento del servizio. È importante che tutti comunichino, soprattutto appunto ai loro familiari, che questo messaggio è solo un test. Poi invece le altre persone, se riescono anche a compilare il format che si troverà nel sito che sarà comunicato, è una cosa importante